Sono ben 8 su 11 i consiglieri metropolitani della maggioranza di centrodestra a cui il sindaco metropolitano Marco Bucci ha affidato un incarico nella seduta di insediamento del nuovo consiglio, che resterà in carica 5 anni. Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, è stato nominato vice sindaco metropolitano, senza deleghe. A Guido Guelfo, sindaco di Lumarzo, sono andati i lavori pubblici e l'urbanistica. A Simone Ferrero, consigliere comunale di Genova, l'ambiente, gli ambiti naturali, i parchi, i piani di bacino, lato idrico, lato rifiuti e la digitalizzazione. A Franco Senarega, consigliere comunale di Recco, la viabilità e la pianificazione territoriale. Ad Adolfo Olcese, sindaco di Pieve Ligure, il bilancio, il personale, il patrimonio e l'edilizia scolastica. A Stefano Anzalone, consigliere comunale di Genova, le partecipate, fra cui ATP e l'organizzazione. A Roberto Cella, consigliere comunale di Reggio Aglio, lo sviluppo economico, il piano strategico metropolitano, le politiche del lavoro e l'energia. Infine, a Claudio Garbarino, consigliere comunale di Torriglia, i trasporti e le pari opportunità. Sindaco, un numero di deleghe ampio, 7 più il vice sindaco, quindi 8 componenti, per gestire delle funzioni che lei ha detto sono molto importanti. Sì, sono molto importanti, riguardano la viabilità, riguardano il territorio, riguardano le scuole, riguardano l'acqua, riguardano i servizi, riguardano la spazzatura, quindi sono cose importantissime per la città metropolitana e siamo impegnati a risolverle. Lei ha anche esortato i consiglieri a non dimenticare che questo consiglio rappresenta le esigenze di 800.000 persone e di famiglie e imprese. 830.000 persone con le loro famiglie e tutte le imprese che danno lavoro alle famiglie e questo è assolutamente importante, bisogna fare in modo che questo sia mantenuto prima di tutto e poi anche sviluppato. Ricordiamoci che ogni nostra decisione avrà una ricaduta e un impatto su queste persone. Infine molti consiglieri hanno ricordato comunque la difficoltà di questo ente a operare per svolgere quelle che sono le sue funzioni istituzionali. Come si può uscire da questa impasse? E dobbiamo parlare con Roma, dobbiamo parlare col governo per far sì che sia data più libertà ai consiglieri metropolitani e soprattutto dobbiamo trovare anche un modo di compensazione per quello che riguarda le spese vive che i consiglieri devono sostenere per fare il loro lavoro. Lei ha accolto questa delega dicendo sostanzialmente due cose, che questo è un ente impoverito, quindi bisogna lavorare sul bilancio, ed è un ente che ha bisogno di farsi conoscere. Assolutamente, è un ente che è stato, concedetemi, stravolto dalla vecchia provincia, naturalmente impoverito, lo confermo, che ha bisogno di un pochino di entusiasmo sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell'immagine, perché è un ente importante, ci sono circa 70 comuni che vengono rappresentati, un numero di cittadini molto importanti e quale occasione migliore di una nuova giunta, tra virgolette, concedetemi anche tutto monocolore insieme alla Regione, per dare quel contributo, ripeto ancora una volta, importante sul nostro territorio. Le occasioni ci sono, la volontà c'è, non è una partita facile, è una partita estremamente complessa perché è stato un ente che è stato, tra virgolette, ridotto, ad esempio, cito il personale, circa del 50%, il bilancio è stato rivisto al 50%. È importante anche far conoscere questo ente all'esterno, sia per un discorso di trasparenza che per un discorso appunto di comunicazione e di conoscenza di questo ente con una buona comunicazione. Bisogna vedere un attimino quali sono le risorse di bilancio che ci permetteranno di valutare, vedere insieme tutti quanti come lavorare, come agire.
senza questi elementi credo che sia in questo momento consigliere eletto con delega fresca e dare delle risposte certe per me è veramente difficile. Certo che il mio impegno ci sarà un impegno determinato. Consigliere Senarega, una delega importante, la viabilità, quella forse su cui c'è maggiore attenzione da parte della cittadinanza per il pessimo stato di molte strade ex provinciali. Come pensa di gestire questa delega? Intanto innanzitutto con la conoscenza delle problematiche. Ho già in programma con gli uffici dei sopralluoghi la verifica con gli assessori competenti dei vari comuni per fare appunto il punto delle criticità e da lì ragionare in base anche alle risorse disponibili. Voi sapete che soprattutto l'azienda ATP, questa amministrazione vuole percorrere la riorganizzazione con una fusione importante, creando una nuova azienda a livello territoriale. Sarà un lavoro non facile, spero di incontrare presto le organizzazioni sindacali per condividere con loro anche alcuni temi importanti e per affrontare con loro le strategie dovute. Dobbiamo prenderci carico di una quantità di lavoro importante che non sarà facile da affrontare e abbiamo bisogno di un po' di tempo per riuscire a impostare il nostro lavoro, però stiamo già creando un team di persone che dovrebbero essere idonee a coprire le varie parti della delega che mi compete. Bisogna iniziare a lavorare subito da domani con gli uffici e cercare di capire bene il funzionamento degli uffici per poter proporre sul territorio le maggior cose possibili. Per me è la prima esperienza in città metropolitana, quindi avrò bisogno di qualche settimana per rodare e le mie deleghe sono complesse e devo fare il punto della situazione per poterle gestire bene.